Buonasera amici di Truman TV, questa sera siamo a Genova, a Palazzo Imperiale in Piazza Campetto, un posto veramente stupendo, carico di storia e di molta classe, dove ci sarà un matrimonio commerciale chiaramente tra la Latte Tigullio e la Lilag, e ci saranno delle presentazioni di nuovi prodotti e il consolidamento di un prodotto classicissimo genovese che è la Prescinsea, rilanciato da queste aziende. Noi come Truman TV chiaramente saremo qui a illustrarvi tutto il percorso, ci sarà da parlare di vino, ci sarà da parlare di nuovi formaggi, ci sarà da parlare di Prescinsea, che è una cosa tipicamente genovese. Mi raccomando, seguite sempre Truman TV, buona serata, ringraziamo la PS Produzioni e ringraziamo Palazzo Imperiale in Piazza Campetto. Questa sera siamo a Palazzo Imperiale con un personaggio che Genova probabilmente ha nel cuore, e lui ha Genova nel cuore, perché ha riesumato una cosa che poi, di cui ci parlerà lui, una vecchia ricetta che si chiama Prescinsea. Ora magari i giovanissimi non sanno più che cos'è, però le persone che hanno una certa età si ricordano. Siamo con il responsabile della produzione, il signor Paolo Bellone, che è responsabile della produzione della Prescinsea nella Tigullio, Lilag Tigullio. Allora, sì, io sono responsabile della produzione della Prescinsea, sia a marchio Virtus che a marchio Tigullio. Tra l'altro, se non mi sbaglio, ci deve essere il matrimonio dei 70 anni, qualcosa. Allora, oggi celebriamo il 70° anniversario per quanto riguarda la Virtus e il matrimonio con questa azienda locale di Rapallo, il Latte Tigullio, con la quale abbiamo sempre collaborato. La Prescinsea in realtà è stata, una riscoperta da parte di mio padre, che è il fondatore dell'azienda, in quanto scoprì l'esistenza di questo formaggio che praticamente era in via di estinzione, in quanto non era mai stato prodotto né a livello artigianale, tantomeno che a livello industriale. Ecco, mi scusi se l'interrompo, io sono curioso perché ne sento sempre parlare da tanti anni, ma Prescinsea, cioè è una cosa tipicamente genovese, perché io ho letto che addirittura la fanno anche in altre regioni, o è solamente nostra? Assolutamente, il nome parla chiaro, il nome genovese, Prescinsea, ha antichissime origini, in quanto abbiamo testimonianze scritte nell'archivio storico di Genova che risalgono al 1200. E, come stavo accennando prima, è sempre però stata prodotta per autoconsumo dai contadini, che in parte la consumavano in casa propria per confezionare le torte di verdura. Infatti io pensavo servisse solo a quello, invece mi stanno dicendo che si può mangiare tranquillamente. Beh, noi adesso sono ormai più di 30 anni che produciamo la Prescinsea, e in questo percorso noi abbiamo incentivato l'utilizzo della Prescinsea anche per usi alternativi, a cominciare dall'antipasto al dolce. Ecco, ma come si fa la Prescinsea? Che tipo di formaggio è? È un formaggio a tutti gli effetti, in quanto si utilizza latte, fermenti e caglio. È un formaggio al primo stadio di maturazione, un formaggio fresco con un sapore tipicamente acido e gradevole, e oltre ad avere radici antiche, la Prescinsea è da sempre stato un ingrediente delle torte di verdura che anch'esse hanno radici antichissime, quindi assolutamente un prodotto del territorio esistente a Genova da secoli. Ecco, tra l'altro io abitando a Ponente, a parte che a me piace tantissimo la torta di bietole, però mi hanno detto che a Ponente si usa poco la Prescinsea, è più una cosa del Levante, è vero o non è vero? Allora, per assurdo i primi ceni storici, i ceni storici più antichi risalgono alla zona di Albenga, quindi nel Ponente. Probabilmente nel tempo è andata perduta, e nel Levante probabilmente hanno resistito più a lungo i contadini che ancora la producevano, che ormai non esistono più. Ecco, allora io invitando i genovesi a consumare i nostri prodotti, che
con questa buonissima prelibatezza genovese che è la Prescinseur. Ringrazio il dottor Bellone, grazie e complimenti, e speriamo che ci si riveda tra tanti anni. Grazie. Direttore marketing della Latte Tiguglio, dottor Restano, che mi parlava prima di matrimoni, sa da fa, non sa da fa, ma sa da fa o non sa da fa sto matrimonio? Ormai l'abbiamo fatto. È stato un lungo fidanzamento con la Lilag, circa 40 anni di attività sul territorio insieme per studiare, proporre e rilanciare la Prescinseur, che appunto 40 anni fa era diventata quasi introvabile, l'autoconsumo, i pastori gravitavano poco sulla città di Genova, e quindi abbiamo recuperato le antiche ricette. Paolo Bellone naturalmente ha sviluppato tutta la tecnologia che aveva già disponibile per fare lo yogurt, l'ha dedicata alla caseificazione. Quindi nel momento in cui il prodotto è stato pronto abbiamo anche pensato insieme la strategia di offrirla sul territorio. La Lilag col marchio Virtus è rivolta alle sciamade, ai trasformatori, Andiamo noi consumatori. Esatto. E invece dove andate voi consumatori nei supermercati ci ha pensato Latte Tiguglio, quindi una confezione da 250 grammi, disponibile tutti i giorni, sicura e garantita per riscoprire anche le ricette del territorio, perché la Prescinseur rappresenta la storia dei formaggi a Genova dal 1200, quindi potrei raccontartene per ore. Assolutamente, però i televisivi sono quelli che sono, eccoci qua. Tanto non si può. Quindi è stato bello insieme portare avanti per 40 anni questo progetto, e quindi un fidanzamento che ci avete pensato. Abbiamo detto non sbagliamo, si sa mai, perché poi sai, i genovesi prima di fare certi passi giustamente. Senta, l'ultima domanda, poi la lascio andare. Qualche novità? Qualche prodotto nuovo, qualcosa che state studiando per lanciare? Vabbè, novità ce ne sono, perché comunque 70 anni fa la Lilag ha lanciato lo yogurt che non esisteva quasi, poi ha riscoperto la Prescinseur, una novità. Adesso proprio in questi giorni abbiamo messo a punto una fresca crema spalmabile con dei fermenti particolari, cremoris, adatti al pubblico moderno, quindi giovanile, per poter offrire un prodotto disponibile al consumo immediatamente, ma anche da utilizzare nelle ricette. Quindi in abbinamento alla Prescinseur adesso c'è questa nuova crema spalmabile che la chiamiamo Tigullino, della Latte Tiguglio, a breve sul mercato, per offrire le novità che il mercato richiede e soddisfare i consumatori come cerchiamo di fare tutti i giorni. Assolutamente, e noi non vediamo l'ora di assaggiarla. Bene. Dottor Restano, la ringrazio, Grazie felice a voi. matrimonio, e andiamo a festeggiare il matrimonio. Evviva! Grazie. Un bel ringraziamento a tutta la platea presente. Grazie. Grazie a lei, e allora non potevo mancare per il Comune di Genova, la sua amministrazione, a portarci un saluto graditissimo da parte dell'assessore Paola Borghini, assessore al commercio, ma anche alle tradizioni soprattutto, e questo è importante. Parlando di Prescinseur si parla di profonda tradizione del territorio, no? Da rinnovare. Sì, buonasera a tutti, porto saluti anche del nostro sindaco Marco Lucci, e sono particolarmente contenta perché appunto, come dicevi tu, legare sempre di più tutto quello che è le nostre realtà del territorio, le realtà che creano lavoro, che creano opportunità sempre anche di conoscenza della nostra città, non soltanto a livello locale ma anche fuori, cioè confini comunali, ecco, legarli proprio con la tradizione, con tutto quello che il nostro territorio rappresenta e con tutto quello che la Prescinseur, cioè bravo, detta benissimo, anche quasi con la cadenza, quindi perfetto, direi che sia molto immedesimato, quindi benissimo. No, a parte l'arte è importante, e a me mi piace, non posso sottolineare questo, forse negli anni passati abbiamo un po' tutti perso, no? Cioè, un po' dimenticato l'importanza e l'orgoglio delle tradizioni. Forse c'è stato un po' insegnato anche quando magari anche banalmente sentivamo parlare il dialetto delle nostre terre e quasi sembrava che non dovessimo impararlo assolutamente, no? E da lì poi è un po' cominciato così questa
concezione per la quale no, aspetta, forse certe cose diventano parte del suo passato. Io credo che invece abbiamo scoperto, stiamo riscoprendo quanto è importante l'identità di un territorio, che passa proprio anche attraverso tutto quello che sono ricette, tutto quello che le imprese del territorio sanno fortemente valorizzare. Allora, poco fa sentivamo il maestro Marco Benvenuto che parlava di matrimoni, di celebrare matrimoni, siamo con il dottor Mastrolia, anniversari tra l'ILAG e Latte Tiguglio, 70 anni, questo matrimonio bisogna festeggiare assolutamente. Sì, allora festeggiamo un matrimonio stupendo e un anniversario di 70 anni, quindi partiamo da un momento veramente storico ed importante sia per Latte Tiguglio che per l'ILAG, naturalmente, che da 2 anni sono diventati, sono entrati a far parte di Centrale del Latte d'Italia insieme, e che rappresentano il 100% il prodotto ligure per eccellenza sul territorio di Genova. Siamo contentissimi di questa acquisizione, siamo contenti di festeggiare questi 70 anni, tra 2 anni ci saranno i 70 anni della Latte Tiguglio, quindi siamo vicini, siamo nati giusto 2 anni dopo e speriamo veramente di poter conquistare il mercato con nuovi prodotti che stiamo già realizzando e lanciando sul mercato di Genova e realizziamo nello stabilimento della LILAG. Crediamo fermamente in questa collaborazione, crediamo che la passione nasca dai prodotti e dalla passione per i prodotti come la Prescinseur. L'ha detto anche bene. Sì, ho imparato a dirlo e devo dire che è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo dall'inizio e ne ho apprezzato la qualità innanzitutto, cioè vale a dire l'acquisizione nasce perché il prodotto ci è piaciuto tantissimo, è un prodotto di qualità ottimo, un formaggio fresco e unico in Italia. Assolutamente. Le faccio l'ultima domanda, poi la lascio perché sicuramente qualcun altro vorrà intervistarla. La Liguria è un po' un territorio difficile, Genova, dicono che un po' i genovesi sono un po'... È vero, non è vero? Ha trovato difficoltà, ha trovato gente in gamba, problemi, difficoltà? No. Guardi, non voglio sembrare... Io mi trovo benissimo a Rapallo, Genova, abbiamo una distribuzione eccellente, dei collaboratori eccellenti, io mi trovo veramente molto molto bene e sono stato accolto, devo dire, a braccia aperte da tutti i nostri collaboratori, è fantastica, è uno dei territori che preferisco. Allora bisogna sfatare il solito mito dei genovesi un po' resti, perciò ringraziamo il dottor Mastrolia, grazie a lei. E viva Tiguglio e viva l'ILAG per altri 70 anni. Altri 70 anni. Grazie, Arrivederci, grazie a lei, arrivederci. Siamo col marchese Giacomo Cattaneo Adorno ed è un grande privilegio perché parliamo di vini. Lei è un grande esperto di vini, è un grande produttore di vini e questa sera mischiamo il vino con la Prescinseur. Esatto, ma certo, la Prescinseur è qualcosa che fa parte della tradizione genovese, della tradizione ligure e viene dall'Appennino e così è il vino. Il vino, questo ce lo siamo un po' dimenticati, ma le valli dietro Genova, soprattutto la Val Polcevera, era coperta di vigneti. Nel porto di Genova c'era una calata che porta fra l'altro il nome della mia famiglia, Calata Cattaneo, dove fin dal 1400 partivano le navi per tutte le colonie portando i barili di vermentino quindi che nasce per essere esportato in tutto il mondo. Se si guarda, qua stiamo in una sala straordinaria con degli affreschi, se guarderete con attenzione vedrete che dove vengono dipinte delle valli coperte di vigneti. I grandi intenditori dell'Ottocento, ma anche andando più vicino, Veronelli, parla del vino della Liguria, parla del vino di Genova e parla del vermentino di Genova e anche poi del Coronata, che è un vino che è composto fra l'altro in grande parte di vermentino insieme a Bianchetta e Bosco, che sono gli altri 2 grandi vini genovesi. È per questo che ho accolto con grande entusiasmo di abbinare questa serata, abbinare il vino alla Prescinseur. Ho ricordi di infanzia,
Mio padre, come molti liguri, dopo la guerra è partito per il Sud America e la domenica si cercava di ricordarsi di essere genovesi. In tavola c'era il pesto, il vermentino. Purtroppo mancava la prescinscea e in Brasile non facevano la prescinscea, e quindi adesso che siamo a Genova siamo contenti che possiamo prendere il prodotto originale e abbinarlo con tutto quello che sono le nostre grandi tradizioni, che per fortuna stiamo riscoprendo, valorizzando, e questo è anche motivo di grande soddisfazione. Assolutamente sì, anche perché il Marchese fa parte di una delle famiglie più importanti di questa città, direi anche a livello nazionale. Cattaneo e Adorno sono una delle famiglie più grandi e più importanti che hanno scritto pagine importantissime di Genova, e noi chiaramente seguiremo il suo consiglio e consumeremo il vermentino con la prescinscea. Marchese, la ringrazio. Grazie a lei. Per la sua gentilezza. Grazie.